Giles, gastronomo e viaggiatore, è un personaggio bellissimo, se lo monta bene non si accorge di niente. Allora, questo in tanti anni non l'avevo ancora fatta, questa è una assoluta Doc è da Abbazia di Rosazzo Doc, questo è il freeze ti mancava. Allora, è far l'attore, sai che è far l'attore in teatro sul palcoscenico. Io ho fatto un pezzo per il New York Times che diceva What I Learned on the Stage, che tra l'altro, ecco, a proposito, il New York Times, io scrivevo in inglese, salvo eccezioni particolarissime, ma poi chiedevo sempre a Giles di tweak. Tweak in inglese vuol dire sistemare, sintonizzare, mi cambiava 2 parole, me lo lucidava e quando usciva era una meraviglia. Quindi io non imbrogliavo perché io lo scrivevo in inglese, mi sembrava giusto, però lui mi faceva questa roba qua speciale. A proposito, sul New York Times ho scritto un pezzo, What I Learned on Stage, quello mi aveva dato forse è stato l'ultimo, sai, che lui mi ha guardato. Dicevo proprio questo, che fare l'attore teatrale, tra le altre cose, impari forse un pochino a parlare in pubblico, magari sai già un pochino farlo, ma si impara, però il freeze mi mancava. Allora, Giles, Slow Food, io do il benvenuto, se vengono qui e io posso anche stare dove sono, a Giulio Colombo e Michela Sciviglia. Colomba, noi milanesi, io so che Colomba, siamo conosciuti in quell'occasione, quella stupenda giornata di cielo azzurro, quando salutavamo Giles, io sapevo il nome e tutto, però per noi milanesi il Colombo va in automatico, è un nome molto milanese. Allora, ma io non vorrei adesso fare un'intervista, volevo che ricordaste il vostro Giles e abbiamo detto quali sono gli ambiti. Prego. Io parto da questa cosa di Colombo e Colomba per ricordare un fatto personale. La seconda elementare l'ho frequentata a Milano. Primissimi giorni di scuola elementare, la maestra dice scrivete il vostro nome e cognome sul quaderno e io scrivo mi chiamo Giulio Colomba. La maestra mi corregge, mi scrive e mi prescrive vai a casa e scrivi un'intera pagina così io mi chiamo Giulio Colombo. Bambino di 7 anni, lacrime agli occhi e scrivo. C'è una psicopatica. Ha trovato una maestra psicopatica. No, è che probabilmente aveva un registro sballato o non c'era ancora il registro per cui chiedeva per sapere che bambini avesse. E quando ero a metà pagina mio padre si accorge che sto scrivendo piangendo, viene lì e mi dice che cos'hai? E dico devo scrivere questa cosa e anche mio padre legge, fermo, prende la penna e dice mio figlio si chiama Giulio Colomba, figlio di Olivo Colomba. Punto, fermato Olivo Colomba. E con questa vai dalla parte. E così ho risolto il tema. Un attenuante per la psicopatica. Olivo Colomba è molto pasquale e magari temeva che si mangiassero il piccolo, che magari era il periodo di Pasqua, si mangiassero il piccolo Giulio. No, vabbè, prego, andiamo avanti. Giles e Slow Food, ma sì, diciamo che allora la storia nasce dal fatto che Grazia e io siamo stati per molti anni colleghi a scuola, insegnando nella stessa scuola e addirittura nella stessa classe per molti anni, abbiamo fatto tutta una serie di progetti assieme, ai quali poi alle volte in qualche maniera contribuiva anche Giles. Io nel frattempo facevo, oltre alla scuola, facevo un po' di vita di Slow Food, ero diventato vicepresidente internazionale, quindi conoscevo varia gente nel mondo, finché un amico scozzese che alleva qualche centinaio di maiali, qualche centinaio di mucche, diverse centinaia di pecore, e dice, senti, sarei interessato a capire come voi in Friuli lavorate il maiale. E allora a quel punto
coinvolgo Giles direttamente in prima persona e organizziamo 2007 il primo viaggio di cultura della norcineria friulana in Scozia. Arriviamo con un norcino vero, 2 aiutanti norcini produttori di vino, vignaioli importanti di questa regione, Giles come traduttore e accompagnatore e io come accompagnatore supervisore, e così andiamo su. Tra l'altro uno degli aiutanti era il suo primo volo in assoluto, ma si è risolto tutto molto bene. Il problema, arriviamo in Scozia, siamo rimasti 7 giorni, in 7 giorni abbiamo fatto 4 maiali e un cinghiale, in 4 aree diverse della Scozia. Il primo giorno l'impatto con Edimburgo, una grande scuola di cucina, una trentina di persone fra macellai, giornalisti, appassionati, e noi arriviamo in questo posto, ci presentano la carcassa di un maiale senza testa e noi diciamo la testa, e la testa la buttiamo via, non esiste. Per noi friulani la testa, il musetto, le cose, e il risultato è che 2 ore più tardi avevamo 2 teste e lì fu il primo impatto. E ambiente molto confortevole, molto bello. Il secondo giorno andiamo in un'area vicina a dove Giles era nato, in Aberdeenshire. Arriviamo in questa zona e lì pioggia e freddo, e insomma in un ambiente molto in cui dovevi destreggiarti perché appena uscivi fuori c'era fango scivoloso dappertutto. Dentro bisogna stare attenti a non sporcare più di tanto. La cosa che più ci ha colpito in questo secondo appuntamento è stato una ragazzina che avrà avuto 8-9 anni che scalza entrava nella cella frigorifera, andava a prendere le robe per aiutare i suoi, poi usciva, faceva le sue cose. E poi via così. Poi abbiamo fatto un terzo incontro nei borders cosiddetti, nella zona centrale al confine fra la Scozia e l'Inghilterra, e infine l'ultimo appuntamento, quello in cui ci è capitato anche il cinghiale, siamo andati all'estremo ovest della Scozia. Prima esperienza così molto, molto interessante, molto produttiva, anche perché poi cominciano a instaurarsi rapporti di amicizia, e Giles in questo era magico, nel senso che sapeva poi cogliere tutta una serie di momenti. Beh, diciamo in grande sintesi, siamo andati su almeno 4 altre volte assieme a Giles, l'ultimissima purtroppo Giles non c'era, e quello che poi emergeva ogni volta era il suo comunque legame forte con la Scozia, con il clima, il meteo scozzese. Cioè Giles era uno che si copriva sempre, aveva sempre il suo berretto, le sue robe addosso, però quando tirava un vento di quelli che proprio tagliano la faccia, Giles era lì. Dicevo, ma Giles, ma fa freddo, copriti, no? E con la sciarpa. E lui, ma no, che così si sta benissimo. E forse aveva ragione lui, ma l'altra cosa poi era la gastronomia scozzese, che è una signora gastronomia per tanti aspetti. Voi sapete che uno dei piatti più contraddittori forse è lo haggis. Beh, noi abbiamo avuto esperienze di haggis eccellente, straordinariamente buone in Scozia. Quello su cui con Giles non ci siamo incrociati e apprezzati è stato invece il mutton. Il mutton non è un montone, è però un agnello molto cresciuto, cioè un agnello che sa di pecora, ma sa proprio di pecora. Allora noi, coprendolo di salsa alla menta, salsa alla lavanda, riuscivamo anche a mangiare, però
abbiamo diffidato i nostri ospiti a riproporcelo nelle volte successive. Giles era i piatti della mia gioventù. Ah, questi sì che sono piatti. Giles, ti prego, tu sei un grande, sei un gastronomo, un amante della buona cucina, non puoi, no, questo discute. E lui su questo era fatto così. E guardate, voglio citare un altro episodio che è molto marginale e chiudo rapidamente, che non riguarda l'esperienza scozzese, ma riguarda invece la meticolosità con cui Giles sapeva curare le traduzioni, perché a me ogni tanto capitava, girando molto nel mondo del vino, di leggere le traduzioni che spesso i dépliant dei nostri vignaioli riportavano in lingua inglese. Alcune erano da brivido davvero. Giles sosteneva, e non ne abbiano a male i traduttori presenti, sosteneva che le traduzioni fatte bene vanno fatte dai madrelingua. Quindi lui diceva: se devi tradurre un pezzo in inglese, rivolgiti ad un inglese, non ad un italiano che conosce l'inglese. Ma lo stesso Beppe ricordava, lui è un ottimo conoscitore della lingua inglese, ma poi per le raffinatezze per cogliere proprio i dettagli bisogna rivolgersi a Giles. A me capitava spesso di leggere mail, materiale vario che mi arrivava in lingua inglese anche dall'estero. L'episodio che voglio citare è semplicemente questo: mi arriva una mail degli amici australiani, c'è una frase intera che non capisco e che non riesco proprio a capire il senso che possa avere, e copia e incolla, mando il pezzo a Giles. Nel giro di 4 minuti, forse, non di più, mi risponde con la riscrittura del pezzo e mi dice: vedi, c'è stato un paio di errori di battitura, i correttori automatici hanno fatto il resto, per cui dalla battitura sbagliata hanno impostato una serie di parole sbagliate, rendendo la frase assolutamente senza senso. Giles ha intuito addirittura da dove nasceva il nonsense di tutta la frase. Ecco, questo erano alcuni degli aspetti di Giles. Acceso? Sì. Allora, io mi chiamo Michela Sciglia, sono l'autrice credo meno famosa e meno importante in assoluto di quelle che traduceva. Però stasera, grazie a questa serata, ho capito perché li traduceva, perché io non ne capivo niente di inglese, assolutamente. Tant'è vero che ci siamo conosciuti perché lui era il traduttore della mia casa editrice, anzi della casa editrice. Questa è una guidina che faccio io da 20 anni di ristoranti di Venezia. Io però non sono una scrittrice, perché io faccio il grafico, solo che abitando a Venezia il problema è che noi siamo 50.000 ma abbiamo 30 milioni di turisti l'anno, 30 milioni di persone che vogliono sapere dove andare a mangiare. Di questi una piccola percentuale sono tuoi amici, per quanto piccola sono sempre una quantità di persone incredibili. Facendo il grafico per me e avendo la mania delle mappe, prima parlavamo di mappe, per me è stato abbastanza semplice, anzi un gioco, cominciare a schedare un po' questi ristorantini, e così è nata questa serie di video. Le prime edizioni ero un piccolo editore, poi sono andata da un editore un po' più grande che mi ha suggerito, anzi mi ha imposto Watson. Io l'ho sempre chiamato Watson perché ho sempre fatto fatica a chiamarlo per nome, perché non so l'inglese e è una parola. Infatti lui rideva di questo. Sì. E perciò la prima traduzione ho capito subito che era molto puntiglioso, molto preciso. Ero affascinata da questa precisione, sempre via mail. Io e lui ci siamo frequentati, anzi sfortunatamente ci siamo visti in fondo poche volte. Eravamo amici, però via email, via telefono, e in questi giorni ho riguardato tutte queste email e devo dire che ho sorriso tantissimo, perché proprio sì, questa dolcezza veniva fuori. Insomma,
Finita, esce l'edizione e io ho molti amici anglofoni con i quali ho questa comunicazione un po' faticosa, loro sanno abbastanza bene l'italiano, io in qualche modo me la cavo, però da quando gli avevo dato questa guida mi guardavano con altri occhi. Perciò credo che la mia guida vada letta soprattutto in inglese, perché sicuramente ha migliorato tantissimo. Michela, la voglio anch'io, facciamo uno scambio di libri, accetta. Io ne do uno e allora lei prende quello sull'America e io prendo quello lì. Lei non lo sa, ma ha chiuso con una citazione di García Márquez, una dei più belli, non lo sapeva? Lui disse una volta, leggendo del suo traduttore in inglese, disse: che meraviglia, io non scrivo così bene. Quindi lei ha citato García Márquez e per Giles io l'ho pensato spesso, leggevo le cose che mi traducevano, ma io non sono così bravo. Lui sapeva tirare fuori. E poi quello che diceva Columba, lui aveva anche questa indulgenza per gli errori, addirittura il gusto del gioco per l'errore. Quando i negozi sbagliavano le insegne, non è che faceva lo schizzinoso, si divertiva come un pazzo. Io un capitolo del libro L'inglese semiserie, dell'ingrezione semiserie, l'ho fatto perché lui collezionava in tutto il Friuli delle assurdità tipo Quick Sec, che era un lavasecco, Moby Baby, che era un negozio di, e ancora, Occhial House lo faceva impazzire. Diceva: Beppe, questo è genio, questo è futurismo linguistico, non è che diceva io, eccetera, no, è la grandezza di chi ama le lingue. Capiva queste contaminazioni. Infatti il mio libro è sempre uno dei due che sono in quella raccolta, L'inglese lezioni semiserie, è un libro stranissimo perché tutti gli esempi sono friulani. E uno dice, sta a Milano, a Londra, tutti gli esempi sono tutti in giro per il Friuli, e i suoi preferiti erano questi qua, non solo Perez, con la S finale, ce n'erano alcuni meravigliosi. Va bene, io vi ringrazio tutti e due di questa bella piccola testimonianza. È proprio dedicato a lui, perché wow, è stata l'ultima non hai neanche visto l'ultimo giro di bozze, per questo sarà arrabbiatissimo. Voglio il mio. Allora il libro Venice, Osterie, Michela Scibiglia, Buzz Wine Bar, Trattoria, Restaurants and Hamburg. Ho insegnato a Ca' Foscari, sono diventato pazzo per trovare dei posti dove mangiare, ho preso tante belle fregature. Cioè Venezia, Roma e Firenze sono i tre posti, cioè mangiar male non è vero, intorno. non è vero. No, è perché sono troppi turisti, quindi le fregature non che non si mangi bene, ma il turista accetta tutto, a Firenze, Roma e a Milano no, perché il turista non ce ne sono meno e noi italiani siamo più scafati. Quindi... No, però ci sono delle eccellenze a Venezia. No, lo so. Prego, grazie. Ok, ma è veramente bello, questo non presentiamo il mio, sono un bravo presentatore, per fare la foto poi la twittiamo insieme. Va bene, allora... Volevo solo aggiungere una cosa di Michela, perché questa delle guide sui ristoranti va bene, però noi l'abbiamo conosciuta, lei ha scritto anche altre cose, cioè per esempio le botteghe, cioè se uno vuole comprare del vetro vero, anzi sulla guida di Murano c'è stata una cosa simile sempre per la questione soldi. Visto che allora la guida di Murano è più grossa di questa, i testi sono molti perché ci sono molte foto ma anche molti testi, e io assolutamente volevo che la traducesse lui. Già il mio editore non navigava bene in quel periodo, non apriamo il capitolo. E mi fanno no, assolutamente no, Watson costa troppo. Faccio scusa, ma quanto costa troppo? Costa doppio. E dice, beh senti, facciamo così, vediamo quant'è la differenza e quella differenza la dividiamo per 3, se a Watson va bene. Un terzo io, un terzo Watson che ci fa un piccolissimo sconto, sì, perché mi voleva bene.
e un terzo l'editore, che già non ci speravo, e siamo andati così, perché effettivamente Venezia è molto completa, molto particolare, ogni parola è diversa, cioè fondamente, anche solo dire fondamenta degli Ormesini, non è la fondamenta degli edifici, per cui se uno lo traduce in maniera sbagliata, qualsiasi parola lì è stato veramente straordinario. Però, ripeto, se voi volete acquistare del broccato, ecco, le sue guide vi portano alle botteghe vere, ecco, non a quelle dei turisti dove ormai è quasi tutto made in China o giù di lì, insomma. Ecco. Grazie.